qui a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto a Venezia, per l'incontro tra il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il Presidente del Veneto Luca Zaia e l'assessore al turismo Federico Caner. Il turismo, principale fonte di economia per questa regione, sta ripartendo e lo vediamo con l'afflusso di turisti che si registrano sia a Venezia ma anche a Treviso. Ci sono alcune richieste da parte della Regione Veneto, tra cui quella che i turisti stranieri vaccinati siano esentati dall'obbligo di tampone, che altrimenti impedirebbe la loro vacanza nei nostri territori. Martedì riapre anche l'aeroporto Canova di Treviso dopo un lungo stop. Dicevo, anche a Treviso molti turisti. Sentiamo il commento del sindaco Mario Conte. Finalmente ho ricominciato a vedere tanta gente con la cartina geografica in mano, con la macchina fotografica, segno evidente che anche il turismo sta ripartendo nonostante ancora per pochi giorni l'aeroporto sia chiuso. Noi vogliamo accogliere nel migliore dei modi i turisti, facendo loro vivere un'esperienza anche attraverso i prodotti tipici, quindi una città bella di cultura, d'arte, di sport, di natura e anche di prodotti tipici. Io mi aspetto un continuo crescere di turisti, un continuo crescere di normalità, che significa tornare a vivere quella socializzazione che ci è stata tolta da quella brutta parola che si chiama distanziamento sociale. Abbiamo bisogno di tornare ad emozionarci. Comunque rivedere le piazze piene di gente dopo averle viste totalmente deserte sia davvero un passo in avanti importante che fa bene alla testa ma anche al cuore dei nostri cittadini.